Saluti a tutti, oggi vi parlerò di Ozzocca, sa città de sos giudices sardos. Potrete trovare la versione in italiano cliccando nel mio canale Ozzocca, la città dei giudici sardi. Ozzocca vi apposta a 2 miglia e via, vale da narra da 7,76 km dai Tarros, in plus che a 8 miglia, ossia a 26,64 km da esa città de Neapolis. Tucaban intros a bida sos istradones Antoninos attibulas Caralis e item attibulas Sulcis. Sa posidura reale sua fia di invidiare. Si stanes in mano oggi de Santa Giusta la ponia da dreta all'Acana a consumare, mentre su già su in mezzo a Sardegna la rendia ad un arresto essenziale pro sos biazzos, dai parte sura a Sala de Giosso de Sisula. Ozzocca è stata una delle cittades più mannas della Sardegna antica e a bisogno sa più importante di tutto il territorio arbarense. Fabbricata in un luogo strategico, sa città agattava d'amparo a parte intro dei Sistanis e de Santa Giusta, in solo a laterale dell'entrata a mare. Tale porto lacustre occupava e sagata da Galuoie in mezzo a sas atras duas lagunas de Marcedì e de Cabras. Da esa città de diritto a intro sa terra si podia dall'ombra in poco tempo sa miniera che l'ha aperto di ossidiana in monte Arci. Ozzocca non è un toponimo sardo, ma greco. Claudio Tolomeo, bivido, in sa prima mesidà del suo secondo secolo, pustis de Cristo, di appoderà il residuo inditto sopra su numero su dai altri geografos che l'hanno antipizzato e chi in sa corte di Alessandria d'Egitto disegnava sas mappas de sas terras emersas in tundu a su Mediterraneo. Comente pro atteros logos de sa Sardegna, pro numenare cusa cittade, sos grecos abbiano impittato un calco, vale da narrare una tradughida letterale in sa lingua e soro de su numene sardo. Ozzocca è dunque un composto greco, formato dai articoli o, su e dal sostantivo maschile zocos, che chiede da narrare sede, seggio, sezida, adunanzia. Tende di sumattesse su unifico su termine zaccos, ossia seggio o cadrega. In altre speragolas, Ozzocca portato a femmina che renarre sa sea. In uno scanto testos, sa boga de sa polis viene corrompida in Ozzaia, che corrisponde da sa osea polis de atteras annunzias. In quest'ultimo caso, osea altro non est chi sa sea sarda con s'articolo greco. Sa sia est in sardo intestotto un baccolo nodoso de sudurro, tirso in italiano, chi denota da sa sea de subreitero o sacerdote o capo, tribù. Se oseva traducete dai usardo proprio italiano sede, confermando su calco greco sopra la città de Ozzocca. In sa descrizione di Italia de Francesco Costantino Marmuti, osea est associata a Osco, etnico refero da sua popolazione di questo luogo. Gallo in su mesuevo, Osca fiat una bidda, oggi scomparsa del suo presente comune de Terralba. Sea da via dunque sa sede de sos giudices arborenses, in plus che sa diocesi fino a su 1513, quando l'hanno fatta fora unendela su Piscamato di Arbarea con sea in Aristanis. Su canonico e archeologo Giovanni Spano nos narra che in certas cartas anticas Ozzocca vieda accompagnata dai tributi de Tursina. Tale appellativo potrebbe essere refero da su flumine Tirso, che sfogata in questo stretto s'accurso a Sistanis, ma finza a sasea de su previdero o cabo dessa comunità, appoderadore de su Tirso, Turru, ossia sul sacro fuste de comando dell'antichità. In greco su Tursazzo fia sa festa bacchica o de subacolo in onore de Saturno, in sardo Saturru, ossia cussu chi tenia in mano su Durru. Su teologo Salvatore Angelo Scinto, in una raccolta intitolata Memorie d'Arborea, invia a narrare sas bisentas pubblicadas in su 1606 dai su canonico Antonio Martis, che secondo isso in una pergamena
Sa città de Ozzocca è indicata con su nome de Aeden. Una voce similare a Eden, ma con significante e significo differente, è stata presentata un secolo innanzi dai storico Giovanni Francisco Fara, che narra che la città de Ozzocca si narraia da Iade. Fara, a differenza di Cinto, conoscia bene su latino. Su toponimo Iade giughe diritto a sa costellazione del su boe, che si assiste da suas uades, da Iube, boadas o beatas, disinnavan sos corros de su boe. Selmo corrudo, che trasfigura da sa costellazione de su trao, fia prerogativa de sos sardos. Questo rappresentava da sa notte, finza sa cussa eterna, a s'imbesse de sa die. Sos beados sunt duncas sos bogiados, e sta narres cussos che si imponen selmo corrudo. Sa Sardigna, isola occidente, in ube su sole andavat a morrere, fia fentomada in prusche isola de sos beados, puru isola de sos giustos. Ando in su camino che conosco a ogros a s'isola de sos giustos, va descritto in su libro de sos mortos, inditende sa barca solare, che commente su sole e sa vita tramutat e moriti in occidente. S'isola de Maat pro sos egizios est s'isola de sa dea de sa giustizia. Esiodo affirma da chi Crono, liberato dai su Tartaro pro volontà de Zeus, beni da essere su re de s'isola de sos beatos, a ube sunt destinatos sos eroes, pustis sa morte issoro. Pindaro narra da chi Crono regna in s'isola de sos beatos, in ube istan non solo sos eroes, ma finzas sos giustos. In sa mitologia greca, sa divinidade chi supraintendiat a sa giustizia si narraia Temis, in greco antico Themis, e fia sa dedrese de sas titanides. Su significu suo est irremovibile. Temi rappresentava da sa legge e s'ordine. Omero la fentomata commente cussa chi convocava da sos deos. Sa matessi diva latina de Temi fia da giustizia, pronunziato giustizia, commente in sardo, o dea de sos giustos. Con s'avvento del suo cristianesimo, sa città de Ozzocca venia da battezzata non a caso Santa Giusta, mandando in si smentigadorgio de si storia su numero originario suo. Disconnota sas antigas fontes geograficas giusta veniat apposta in su martirologio dai suo cardinale Cesare Baronio in su 1586, fatto a testimonias de su loco, chi declaraban sa attendibilidade de sas fontes. In su 1606, su canonico Antonio Martis aveva pubblicato sa biografia de sa martire, narrende dell'aria scobiata in un manoscritto. Come in un video di Arianna, si può tornare in seguito con su tempo in su labirinto de si storia e identificare sas analogias che ligano sa cultura sarda con sa latina, greca e egiziana. Secondo su canonico Martis, Giusta con Giustina e Enedina fiano state sbocchidas in su tempo sul des imperatore Adriano, 117, 138 apustis de Cristo, in sa città de Aeden. Su dato est improbabile, che su cristianesimo si via dai sparchi in Sardegna in un periodo tardo rispetto al resto dell'impero. Però sa città de Aeden ammenta a meda sia Eden o paradiso, sia Sade un mondo de sos mortos, luogo a ube fian destinados a su reposo eterno sos eroes e sos giustos. Sade in sardo est sade, duncas a su campo ispantoso o giardino de sas Hesperides. Su greco cono vale che su latino Mercurius, numere sardo, composto dai mere e dai curru. Su tifo piccava dai suo pianeta Mercurio, che ghindava da intunda su sole più sull'est de sos altros astros, e pro questo sauriga Mercurio s'aveva balanzato, secondo Plauto, sa fama de messaggero de sos deos. Su curru fiat su carro de guerra e su mere su comandante suo. Su territorio de sa Sardigna mesuefale fia apparzendo in curatorias, con a capo un curatore o curratore, capo de su curru, quinto in conca con su coro soccorro, selmo corrudo. Sos bogiados o beatos fian duncas sos eroes che indossavan selmo corrudo o corru.
pro tanto s'isolo de sos beatos, sos bociatos, posta a occidente de su mare Mesoterraneo, in ube su sole andavat a morrere, pro s'appunto a bocchidente, podia essere solo sa Sardigna. Sos curadores in corona o d'un'ansia de luogo eleggian su giudice o soberano e amministravan sa giustizia. Su zoccos o sa zocca, calcu greco di su sardu sea, fria pro gusto sa sede giudicale, in ube sos giudices o giustos tenian sas assembleas o abugios. Ma dunque un vilu giuchitore chi ligato zocca, sea, aede, noade, assade, iade, oiadas, aboiadas, o beatas, sas esperides a si spera o ultimo raggio de luche, Tursina, Suturro, Tirso, Santa Giusta, sos giustos e a sos giudices, e temi a sa convocazione de sos deos peri Mercurius. Pago atteso dai su flumene oceano, dai Foccheano, o Rio Marefoche, a Montebrama, in su Tartaro o Tarraso, in sos campos elusos o elus, reposan galuoes o eroes, giustos o gigantes, adornados o de su mantiglio lussureggiante de porpora. A questo punto beniti spontanea una pregunta, commente è successo chi dei logos importantes e che custo damos perditus in stiga storica? Sa risposta non è facile, ma si può disterrere. Sos grecos si sono interessados a sa terra nostra meda in antesi del su periodo romano, mudende in greco con calcos sos numenes e sardo de sas principales cittades de s'isola. Sos romanos o sos cristianos, trascrivendo sos textos grecos in latino, a bortas han lasciato sos numenes grecos, ma con carchi corruzione o mudamento po sos posteros. Saludos.